chiamo Sarid Bawa Sarid. Qual è la tua esperienza? Tu sei arrivato in Italia sul barcone come anche i tuoi connazionali, ecco, cosa hai vissuto? Sono arrivato qui in Italia con un barcone, sono arrivato in Lampedusa, sono stato lì un giorno e poi mi hanno trasferito a Magduria, non lo so se sai dove è, vicino Sicilia. Sono stato lì 2 settimane e poi mi hanno trasferito a Padova. È stato duro perché siamo stati in barcone 750 persone e 50 persone sono morti. Il viaggio è durato 3 giorni senza acqua neanche cibo, quindi anche aria non è tanto buono perché io ero sotto il barco, quindi soffrivo così tanto. Quando sono arrivato in Lampedusa non sapevo dove sono e mi hanno portato in ospedale, mi hanno dato un po' le medicine da bere e poi mi hanno detto che sono in Italia. Quando sei arrivato in Italia, appunto, come ti sei sentito? Ti sei sentito discriminato? Come ti hanno trattato? Mi hanno trattato bene, però il primo che non capivo la lingua non ero contento perché parole che quando mi dicono le cose non sento bene perché non capisco cosa dicono e pensavo che mi dicevano le cose che non va, invece non è così. Adesso però nuova vita e hai ottenuto il permesso di soggiorno. Sì, ho ottenuto il permesso di soggiorno e anche ho lavoro a tempo indeterminato, quindi sono contento ora. Dove lavori in una cooperativa? Sì, una cooperativa Primavera. Cosa fai? Faccio gessetti oppure chiudo scatolette, taglio erba in giardini, anche a volte vado in campi a lavorare. Come ti trovi in Italia? Vuoi rimanere qui? In Italia ho imparato tantissime cose e voglio continuare a imparare di più. E attendi